Lucia Palermo, da qualche giorno lei si è dichiarata indipendente, la sua posizione politica al Consiglio Comunale è questa, ecco, ha fatto un lungo articolato, anche un po' polemico, comunicato stampa, ecco, se ce lo vuole sintetizzare, quali sono le ragioni di questa sua scelta politica, che coincide anche in un momento elettorale, quindi avrà anche un significato politico ben preciso? Ma sa, io faccio sempre riferimento al primo giorno in cui io ho messo piede in quel palazzo per me molto importante per i cittadini, che è il Palazzo di Città. Quel giorno io feci un giuramento che era quello di essere coerente con quello che è un mandato elettorale. A distanza di 2 anni, perché io non vengo dalle segreterie, quindi io sono, come dire, fuori da logiche che oggi non pagano più. A distanza di 2 anni, le dicevo, bisogna tirare le somme e riuscire a capire se il percorso fatto è un percorso, come dire, conforme a quella che è la personalità di chi poi lo deve intraprendere. E io le posso dire che quello che è stato un comunicato può essere anche valutato polemico, ma per me non lo è stato descrittivo, fatto prima dell'uscita e quindi della dichiarazione di indipendente, non è altro che un comunicato che va a sottolineare un dato di fatto: non c'è classe dirigente, non si vuole rinnovare e non si è fatto nulla per questa terra. Sa, basta guardare. E in questo momento da indipendente posso avere un ampio raggio per guardare tutte le situazioni, quindi senza fermarmi ad un piccolo orticello, basta guardare tutte le varie manifestazioni degli ultimi giorni per notare che non c'è affluenza di gente, per notare che gli unici presenti sono gli operatori, quei pochi ancora che riescono a trattenere, gli operatori della politica. Manca la gente, mancano i ragazzi, manca il popolo. Questo deve far riflettere, vuol dire che fino a quando nessuno sarà capace di dire mea culpa, cancelliamo, azzeriamo quello che non siamo stati capaci di fare bene, vuol dire che non riusciamo a fare politica. La politica ha un senso molto importante, che è quello di produrre qualcosa di positivo, non per sé, ma per la collettività. E quindi questo non l'ho più condiviso. Non condividendo più sarebbe stata una forzatura, una violenza su me stessa, continuare un percorso che non vedevo più mio. Un percorso di indipendenza però che sicuramente è un momento di riflessione che può andare verso quali altri lidi. Dopo le elezioni sicuramente sceglierà un nuovo approdo politico. Sa, io ho letto, perché poi sono curiosa, no? E vado leggendo i commenti, i titoli di suoi colleghi e insomma, anche della città tutta, e dicevano per il momento indipendente, ma sarebbe assurdo rimanere isolata dal contesto, non sarei all'altezza del ruolo, non riuscirei più a dare risposte a me stessa nel modo di far politica, quindi non avrei un gruppo che ti appoggia. È ovvio che dovrò cercare una collocazione. Il punto non è il trovare una collocazione, il punto è trovare una collocazione che sia degna di quelli che sono dei principi ai quali io tengo. Quindi la valutazione è vero, è ad ampio raggio, ma è una valutazione, come ho detto in un'intervista fatta poco tempo fa, che sarà ponderata. Sento delle voci che già mi vedono collocata, ecco, a quelle voci devo dire non è ancora così e quindi stiamo valutando.